È terribile vedere due persone che ti vengono incontro, improvvisamente ti aggrediscono. Ha ancora negli occhi quei lunghi istanti di paura, di violenza. Questa volta la vittima è l'ex sindaco di Vicenza, Enrico Ulvec. In pieno giorno viene aggredito in centro storico, in Contramure San Michele. La criminalità non attende più le ombre, gli angoli bui, il tramonto. Colpisce sfacciatamente alle 10 del mattino. Protagonisti, due brutti ceffi, come ce n'è tanti, troppi in città. Uno ti ferma le braccia, l'altro ti prende per la schiena, cercano di strappare la giacca, evidentemente di rubarti tutto quello che hai e via dicendo. Ho avuto un momento di forza e di disperazione, mi sono liberato da loro, loro mi hanno raggiunto di nuovo cercando di bloccarmi, però sono riuscito a staccarmi. Enrico Ulvec è riuscito a sbarazzarsi dei rapinatori che lo hanno aggredito, ma arretrando è finito per terra, ferendosi. Ho fatto alcuni passi all'indietro, purtroppo sono scivolato, sono caduto, ho preso qualche botta, però è andata bene perché poi loro hanno preso paura, visto persone arrivare e quindi sono scappati di corsa, spaventati di essere raggiunti evidentemente. Un caso eclatante perché eclatante è il nome di Enrico Ulvec. L'episodio in se stesso purtroppo è uno dei tanti che troppo spesso accadono a comuni cittadini che non a caso chiedono maggiore sicurezza, certezza della pena, un tema a cui la politica nazionale non è ancora stata capace di dare risposte. Servono leggi chiare e severe che vengano applicate senza tanti fronzoli. Siamo in pericolo, bisognerebbe che al governo decidessero di aumentare le forze dell'ordine. Consideriamo che non abbiamo più l'esercito, quindi le spese dell'esercito sono ridotte, almeno con quei soldi aumentare carabinieri e polizia. Sono la nostra sicurezza, io credo che sarebbe l'unica tassa che tutti accetterebbero volentieri.